passano solo il ponte, poi penso che tirano giù, non so. Il ponte di sotto è pericoloso. Sì, perché è stretto? Io, ma una volta lì. Sì, ma lo vedo brutto per i cadetti che sono in 120. Sentiamo i primi applausi e va a vincere il 288. Si tratta di Denisa Piazzola, la roveretana dell'Unione Sportiva Quercia, e c'è l'arrivo di Beatrice Faccinelli, l'arrivo di Renatina. È un finale per questi atleti e quindi ricordiamo Denisa Piazzola, la portacolore dell'Unione Sportiva Quercia di Rovereto, è lei che porta a casa il successo davanti, arrivando il 293. Si tratta di Giulia Bolongaro dell'Associazione Sportiva Campese.